Stagione ormai ai titoli di coda con il direttore sportivo Marco Romanin. Tracciamo un po' un bilancio di quello che è stato quest'anno, un anno ovviamente un po' strano, dove in effetti è stato più importante ritornare a giocare di quanto non lo sia stato i risultati ottenuti. Sì, Andrea, hai detto giusto, siamo stati assolutamente orgogliosi di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo rimesso in campo tutte le nostre squadre, dalla prima squadra che partecipa al campionato DC Silver Friuli a tutte le squadre giovanili con gli under 18, gli under 16 eccellenza, gli under 16 regionali, l'under 15, l'under 14 elite, l'under 13 e tutto il settore mini basket. Quindi lo sforzo che ha fatto la società è stato uno sforzo importante. Abbiamo assolutamente rispettato in maniera ferrea quelli che erano i regolamenti imposti dalla FIP, e anche per quanto riguarda appunto il Covid siamo stati scrupolosi, attenti. Fortunatamente siamo stati anche fortunati, non abbiamo avuto neanche uno dei nostri atleti che siano stati contagiati, quindi forse questo è anche motivo di orgoglio. I risultati sportivi poi senz'altro sono stati molto buoni per quanto riguarda il settore giovanile, perché con l'Under 16 anche oggi abbiamo dato dimostrazione di essere una squadra tosta. Abbiamo vinto una partita difficile in casa contro la Pudine, e l'Under 14 Elite targata Cordovado si è classificata seconda in regione dietro l'Azzurra. Quindi direi che assolutamente siamo orgogliosi e contenti di tutto quello che abbiamo fatto.